Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, per il basket, trionfa Caorle in Serie C Gold, Portogruaro si inchina in casa. In Serie B femminile Concordia a segno con Padova. Esordio con vittoria in promozione per la pallacanestro fossaltese. E per il volley, giornata amara per il Veneto orientale, vince solo il Portogruaro in Serie C maschile. Questa settimana parleremo anche del Canoa Club Portogruaro con il presidente Mauro Piccolo. Tutto secondo copione in Serie C Gold. La quinta giornata, se si eccettua il successo di Montebelluna ai danni di Corno di Rosazzo, non ha regalato risultati a sorpresa. Lo Jesolo continua a avere spiegato il cammino al vertice della classifica, quinto successo consecutivo sul campo del Monfalcone, mostrando una volta in più di non avere rivali in questo campionato, sebbene coach Guerra continui a guardare giustamente il pelo nell'uovo. Non sono molto contento della partita di questa sera, devo essere molto sincero. Il terzo quarto siamo entrati dentro negli spogliatoi molto mosci, abbiamo difeso non con quella cattiveria agonistica che ci contraddistingue, siamo stati passivi, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato e quindi questo a me come allenatore fa molto arrabbiare. Cosa positiva, devo dire bravo ai miei ragazzi che sono riusciti a reagire alle sfuriate del Monfalcone, perché sono rientrati in partita con grande energia, bravi loro, e nonostante la spinta del bellissimo pubblico non ci siamo fatti addosso e siamo riusciti a reagire in un momento di difficoltà, quindi questo mi fa molto piacere, perché secondo me su questo campo in poche squadre riusciranno a passare, quindi di questo sono molto contento. Vincono anche Oderzo a Codroipo e Artignano in quel di Mestre, dove è stato esonerato coach Marzio Longhin. La Smack Caorle invece è ritornata ad entusiasmare anche davanti ai propri tifosi, dominando i triestini dello Jadran. Una partita in equilibrio solo nel primo quarto, quindi i gialloblu hanno scavato il solco vincente con Rubin e Markovic in giornata di grazia, autori rispettivamente di 29 e 28 punti con medie realizzative incredibili. L'ultimo quarto diventa così quasi una passerella, con coach Ferraboschi che si è potuto permettere di ruotare l'intera panchina, giovani compresi.
Ed eccoci a commentare il secondo successo consecutivo della SMAC Caorle ottenuto qui al Palamare con lo Jadran. Dunque coach, un successo importante perché dà continuità a quanto avevate fatto nel turno precedente. Sì, sicuramente un'altra buona prestazione, direi anche superiore alle aspettative per come era iniziata, e quindi dei buoni segnali che mi auguro possano proseguire, insomma. Una partita che avete avuto in mano praticamente dall'inizio fino alla fine, se si eccettua il primo quarto che è stata un po' in equilibrio. Sì, nel primo quarto abbiamo avuto delle difficoltà, più che altro anche qui realizzative, e ci siamo anche guardati un attimo in panchina presagendo una partita simile ad altre dove non riuscivamo a fare canestro. Poi invece siamo cresciuti soprattutto a livello difensivo, siamo concentrati di più su quelli che erano i loro terminali offensivi, e questo ci ha liberato forse mentalmente e ci ha permesso di esprimerci in attacco poi anche con più fluidità e scioltezza. Una grande prestazione di Rubin e Markovic. Sicuramente loro due sono stati i terminali più importanti, in ogni gara gli avversari devono scegliere se contenere gli esterni o se contenere i giocatori che giocano più vicino a canestro. In questo caso loro due avevano gli spazi giusti per poter sfruttare le loro caratteristiche, e lo hanno fatto bene. Appunto, squadra che quindi sta dimostrando di aver assimilato un po' tutto quanto di nuovo si è stato costretto a portare dopo le defezioni di inizio stagione. Sì, sembra che gli accorgimenti e il lavoro che stiamo svolgendo stia andando per la strada giusta. Abbiamo ancora delle cose da mettere a posto. In questo momento siamo più preparati in difesa, e non è un caso se in questo momento siamo la squadra che ha subito meno canestri, credo, mentre in attacco abbiamo delle altre opzioni da poter sfruttare meglio. E adesso domenica si va ad Arzignano, in un campo veramente molto difficile dove finora praticamente nessuna squadra è riuscita a vincere. Sì, questo è ancora più stimolante, è una squadra che è cambiata in alcuni giocatori rispetto all'anno scorso, è ancora più giovani, però che ha dimostrato da questo inizio di campionato di avere le carte in regola per poter far molto bene. Hanno già vinto contro squadre quotate, ma come dicevo prima, per noi questo è uno stimolo maggiore, e proveremo ad andare lì con tutte le nostre buone speranze di ripetere una prestazione all'altezza di quella appena svolta. Una giornata che, guardandola in generale, non ha riservato grosse sorprese. Sì, non ci sono state particolari sorprese, direi forse il risultato di Montebelluna su Corno di Rosazzo era un po' inaspettato, ma a maggior ragione dimostra che ogni partita fa storia a sé e che sarà un campionato equilibrato. In Serie D, attendendo questa sera nel turno infrasettimanale il Sacile dell'ex bandiera portoguarese Andrea Chiesurin, domenica la pallacanestro Portogruaro è caduta in casa con Cussignacco. Dopo aver espugnato il difficile campo di Tarcento, i Granata di coach Ostan non sono riusciti a dare continuità, cedendo agli udinesi per 80-90. Della quarta giornata è stato forse questo di Portogruaro uno dei pochi risultati fuori dalla norma. L'altro riguarda Aviano, che ha ceduto a Tarcento 77-63. Tre quarti giocati bene, forse la miglior pallacanestro dell'anno, con la giusta intensità, anche col giusto piglio da parte di tutti. L'ultimo quarto si è proprio spenta la luce, non ha funzionato più niente. Chiaramente non credo che sia questo il momento di dire individualmente cosa non è funzionato, l'ho già detto ai ragazzi. Da parte mia forse c'è stata un po' la voglia di chiudere la partita. Sicuramente ho sbagliato qualcosa nelle rotazioni e nei cambi, però poi insomma sono ragionamenti che si fanno a mente fredda, ripensando agli episodi.
È chiaro che abbiamo necessità di giocare tutte le partite come abbiamo fatto i primi tre quarti. Non possiamo permetterci quelle pause e forse anche quel po' di troppa convinzione che avevamo dopo il parziale che avevamo fatto. Il campionato è un campionato molto equilibrato, lo dicono i risultati, perché ad esempio Aviano è andata a perdere a Tarcento in modo anche abbastanza netto, per cui veramente non ci si possono concedere pause, non ci si può concedere nulla se non quello di giocare per tutti i 40 minuti alla massima intensità con il massimo orgoglio. Spero che la partita di Sacile con solo 3 giorni di riposo venga al momento giusto. Non è una questione di tecnica, non è una questione di tattica, ma è già il momento di giocare con orgoglio e di far vedere che assolutamente il quarto di domenica è stato un errore di percorso. Adesso parliamo anche del settore giovanile, in particolar modo della tua Under 16. Le cose non sono andate come avrebbero dovuto andare in quel di Cornars. No, abbiamo affrontato la partita con troppa presunzione. Avevamo fatto un precampionato facendo amichevoli illustri contro Treviso Basket, contro la Reyer, e avevamo perso il sabato precedente di 6 punti con l'Azzurra. Forse questo aveva dato una consapevolezza un po' distorta ai ragazzi rispetto a quello che deve essere un campionato di eccellenza per una squadra di Portogruaro, per una squadra del BVO, che deve comunque lavorare duro, combattere in ogni situazione. Non siamo così bravi per poter essere supponenti. Questa è l'impressione che abbiamo dato, che hanno dato i ragazzi per tutti i 40 minuti, tanto che abbiamo segnato 46 o 48 punti contro una squadra che ha fatto dell'entusiasmo la principale arma per batterci. Gli altri devono batterci perché sono più forti, come era l'Azzurra, non perché sono più entusiasti e hanno più voglia di giocare di noi. Tutto qua. Mettiamolo come la Serie D, un incidente di percorso che non deve capitare di nuovo. Ecco. In una giornata dove Muggia è andata a vincere a Ponzano fermando la marcia delle Trevigiani e agganciandole in vetta, in condominio con Bolzano, Montecchio e Rivana, la Polisportiva Concordia in Serie B femminile ha finalmente rotto il ghiaccio. Dopo le battute d'arresto delle precedenti giornate, le biancorosse si sono imposte al Palavalerio con il Guerriero Padova. 2 punti oltremodo importanti che fanno soprattutto morale e permettono di guardare al futuro con maggiore fiducia. Sì, siamo molto contenti ovviamente, anche perché eravamo a 0 e essendo una squadra giovane questa cosa non va bene anche mentalmente, però in realtà abbiamo avuto un impatto con una squadra che comunque è esperta, che ha dei giocatori che hanno giocato a livelli più alti, abbiamo avuto un buon impatto, siamo stati 35 minuti avanti e abbiamo avuto il solito nostro blackout che però non ci è costato come nelle altre partite e sicuramente è una grande iniezione di fiducia e anche di forza per proseguire insomma, nei nostri obiettivi. Che cos'è successo diciamo, di diverso rispetto alle altre partite, a parte il valore dell'avversario? Diciamo che noi abbiamo perso male 2 con squadre più forti, però tenendo il campo per una trentina di minuti. Diciamo che questa volta, seppur senza playmaker titolare, infortunato, abbiamo avuto il rientro alla seconda partita che faceva la Jessica Fagotto, quindi che era l'uomo faro del nostro passato, diciamo. Ed è anche una giocatrice più vecchia che ha 24 anni, quindi è una giocatrice giovanissima che però per noi è la più vecchia. All'inizio si è fatta male a Sara Witt che stava giocando, aveva iniziato benissimo, però la squadra ha avuto voglia, infatti anche nei tabellini si vede una grossa
diciamo frazionamento del punteggio, e questo fa capire che, insomma, che tutti hanno portato qualcosa alla vittoria, insomma, finale, ed è la cosa che ci dà anche più orgoglio, anche perché entrano sempre tutte e 12 e tutte e 12 giocano, quindi insomma è quello che noi come società ci tenevamo. Poi questa partita aveva anche un significato particolare perché il nostro sponsor ha interessi molto forti nel padovano, quindi era una specie di derby per lo sponsor, ecco, quindi questa è una soddisfazione in più che ci fa piacere anche avergli dato. Può essere una vittoria che cambia un po' la vostra stagione questa? No, io credo che ci sono delle squadre molto più forti di noi, alcune meno, però l'importante è che i ragazzi mettono sempre l'impegno, il pubblico che era abbastanza anche apprezzato questo nostro sforzo, anche nelle partite che abbiamo perso, devo dire, perché ci hanno poi magari sempre alla fine applaudito, anche se a volte forse non almeno in una per l'occasione non lo meritavamo, però sicuramente la vittoria magari ti dà un viatico diverso, e anche il prossimo impegno, un impegno che sulla carta è facile, ma per noi non sarà niente facile, quindi sì, noi dobbiamo andare avanti di questo passo pensando che alcune squadre ci servono per crescere e alcune dobbiamo vincere per forza, insomma. Il prossimo impegno sarebbe con la Ginnastica Triestina. Con la Triestina, che fino adesso non ha avuto risultati, ha avuto risultati molto, molto scadenti, quindi insomma in teoria sono quelle vittorie sulla carta facili, e chi perde fa la figura del pirla, ecco, sono quelle cose che tu vai là dicendo che la partita è difficile, poi magari un po' di concentrazione li tieni a galla, e quando li tieni a galla alla fine poi la pallacanestro può vincere chiunque, insomma. Noi dobbiamo andare là, spero, con l'umiltà, con l'impegno che ci contraddistingue, e cercare di portare a casa questi punti che diventano fondamentali anche per sperare di evitare i playoff, se non l'eliminazione diretta. Quindi questo è il nostro campionato, ecco. È un campionato di seconda fascia, non può essere un campionato di prima, però ci piace misurarci con quelli di prima, perché quelli di prima ti danno, con i giocatori giovani che abbiamo noi, ti danno un punto di arrivo, o comunque un benchmark che devi cercare di colmare, ecco, no? E lo scorso fine settimana è incominciato anche il campionato di promozione. La pallacanestro fossaltese ha esordito con un successo sul campo del Cordenons, partita non facile, ma alla fine i biancoverdi hanno avuto il sopravvento. Chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell'opera, no? Nonostante che è stata una partita comunque difficile, alla fine siamo riusciti a invertire il risultato e portarci a casa questa prima vittoria, insomma. È una gara molto intensa, assolutamente, perché essendo comunque un gruppo di ragazzi under 20 ci hanno dato del filo da torcere per tutta la partita, già dal primo minuto, pressando, e poi essendo una squadra giovane ovviamente le differenze se le sentono a lungo andare. Poi alla fine abbiamo portato a casa la partita, che era quella che conta di più. Prossimo turno, subito uno scontro per voi alquanto sentito, in quanto affronterete l'Annone in un derby, e tra l'altro col dente avvelenato perché lo scorso anno vi ha eliminato proprio nei playoff. Esatto, è una squadra da temere assolutamente, e come giustamente hai detto tu abbiamo un po' anche il dente avvelenato sicuramente. Poi per quanto riguarda il discorso dell'altro anno, vabbè, d'altronde non tanto distanti penso che non andavamo, comunque ci penseremo quest'anno, vedremo di riportare a casa una vittoria, una seconda vittoria, giocheremo fino alla fine per poterla appunto portare a casa, poi vedremo il risultato finale come andrà a finire. Adesso sentiamo l'opinione del capitano, di Carlo Bravin. Dunque è andata bene, diciamo che quest'anno voi puntate veramente in alto. Sì, noi puntiamo a vincere il campionato come 2 anni fa. La prima è andata bene, dai, il campo era difficile perché loro correvano, pressavano, campo piccolo rispetto al nostro, quindi noi con i nostri giochi abbiamo fatto un po' di fatica. Dobbiamo migliorare secondo me a livello di gamba, perché non tenevamo tanto l'uomo nell'1 contro 1, ma per il resto il gruppo è buono, gli elementi sono buoni, quindi si può far bene.
Prossima partita il derby con l'Annone, come la state aspettando? Noi prendiamo gara per gara, quindi dai, la viviamo serenamente, però insomma è una partita sentita e sicuramente vogliamo far bene, anche perché l'anno scorso ci hanno eliminato al primo turno, vogliamo tornare a fargli un dispetto, insomma, tornargli il dispetto che ci hanno fatto. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. Un bibbione mare in piena emergenza nulla può contro un Prata, voglioso di riscatto dopo lo stop con il Motta, rimediando così una sconfitta in soli 3-7. La formazione di Rotary non può disporre di Favaretto al centro e si presenta con Gasparini e Puar a referto solo per onor di firma. I lagunari sono quindi costretti a schierare Mattiuzzo in banda e a utilizzare Chiodin come libero. A fare la differenza è soprattutto il servizio, con i pordenonesi che dispongono di 4 battitori al salto che mettono nettamente in difficoltà la ricezione degli ospiti. I problemi in ricezione ovviamente non mettono in condizione il palleggiatore Martinez nell'operare troppe scelte e su palla alta l'attacco del Bibbione Mare fatica parecchio, solo la difesa tiene e questo spiega come, nonostante il punteggio sia nettamente a favore dei padroni di casa, i set non abbiano avuto una durata troppo breve. Sabato purtroppo abbiamo affrontato una squadra molto attrezzata e preziosa come il Prata. Il risultato non è stato dei migliori, ma dobbiamo dare grande merito ai nostri avversari che hanno aggredito subito il parquet e noi con una battuta molto potente ed efficiente. Venivano da una brutta sconfitta e questo non ci ha aiutato, ma siamo fiduciosi per la prossima gara contro i padovani del Silvotti. La pallavolo Motta invece è andata a vincere a Trebaseleghe con il Silvolley, una partita di grande intensità combattuta colpo su colpo. I leoni biancoverdi si sono portati sul 2-0 vincendo il primo parziale per 27-25 ed il secondo per 25-21. Nel terzo set la reazione d'orgoglio dei patavini, ma è solo un fuoco di paglia perché Motta regola la pratica aggiudicandosi il quarto parziale per 25-22. Trevigiani primi in classifica, l'obiettivo resta sempre e comunque la salvezza, ma intanto si cerca di conservare il vertice il più a lungo possibile. Sabato è incominciata anche la Serie C maschile, l'avventura per Portogruaro è partita col botto, vittoria convincente al Pala Lovisa per 3-0 con il Loreggia, 25-18, 25-19, 27-25 i parziali che documentano il potenziale dei ragazzi di coach Corrado Pilot. Sabato trasferta in quel di Campo d'Arsego, opposti al quadrifoglio volley, per disputare un match dal quale tutti si attendono una continuità di rendimento e risultati per dare una dimensione al proprio valore.
In Serie D femminile San Stino si è inchinato al Bremas Volley dell'ex tecnico Franco Megaziol, 22-25, 20-25, 19-25 sono i parziali sortiti che testimoniano come si sia trattato di una partita che non è quasi mai stata in discussione. Il Portogallo invece è stato fermato ancora una volta dal Silea e resta ancorato sul fondo della classifica a quota zero. Le portoghesi hanno lottato colpo su colpo nei primi 2 set e quindi hanno alzato definitivamente bandiera bianca facendosi spazzare via per 25-16. Male anche le Sea Stars Jesolo, battute a domicilio sempre per 3-0 dal San Domenico Savio. Anche il campionato di promozione ha riservato note dolenti. Dopo le prime 2 vittorie, il match con il Noale segnava il primo vero esame in chiave promozione per la Pallavolo Concordia. Ebbene, le concordiesi sono uscite sconfitte per 3-1 al termine di un incontro di grande intensità. Primo set combattuto colpo su colpo e finito 25-23. Le biancorosse salgono prepotentemente in cattedra nel secondo parziale, chiudendolo sul 25-17, mostrando i presupposti per vedere passare di mano in modo definitivo la partita. Ma così non è andata, perché le concordiesi non hanno più mostrato la stessa efficacia al servizio ed in attacco. Il terzo set è sfumato sul filo di lana, ma nel quarto si sono letteralmente sciolte perdendo 19-25. Un campanello d'allarme in chiave promozione. Il Canoa Club Portogruaro ha più di 30 anni ed è nato dalle ceneri di un vecchio club di canottaggio di cui conserviamo ancora dei cimeli. La nostra attività è situata in via Zappetti a Portogruaro, all'inizio della pista ciclabile che porta a Concordia, e si divide in diversi tipi di attività. L'attività amatoriale, che si divide a sua volta in diversi fashion, in diverse attività. C'è chi preferisce fare i fiumi cattivi di quarto, quinto, terzo grado, c'è chi preferisce andarsene a spasso tranquillo per il Lemene, c'è chi preferisce farsi i giretti al mare con le canoe da mare. Abbiamo poi l'attività agonistica con i nostri ragazzi che stanno avendo degli eccellenti risultati. Dopo molti anni di assenza dalle competizioni, dopo che Fabio Nosella non ha più gareggiato, dopo essere stato campione del mondo, vice campione del mondo juniores per 2 anni di fila, siamo riusciti a creare un team di ragazzi e ragazze che stanno partecipando all'European Slalom Junior Championship, che ha gare a Augsburg in Germania, a České Budovice in Repubblica Ceca, a Solkan in Slovenia e in Austria. Tra gli altri abbiamo Michele Forliti, che è nascosto da qualche parte laggiù, che si sta esercitando, che è campione regionale, che ha ereditato questa posizione sempre da uno dei nostri, Alex Bortolussi. Recentemente abbiamo fatto 2 primi posti e abbiamo anche vinto la gara a squadre a Limena. Michele si è classificato anche molto bene nelle recenti gare che abbiamo fatto in Trentino all'interno del campionato italiano. Quello che manca al nostro club per avanzare ancora nella classifica, nonostante tutto siamo decimi nel ranking italiano, è la possibilità di andare nei torrenti. Purtroppo nelle vicinanze di Portogruaro non ci sono fiumi d'acqua bianca, dobbiamo quindi andare a Solkan in Slovenia per allenarsi, oppure nel Celina quando ad acqua. Questo pregiudica molto la preparazione tecnica dei nostri ragazzi, che purtroppo, o per fortuna, una volta alla settimana, con l'aiuto di un paio di genitori, Paolo Donadonibus e Tessa Forliti, che vedete laggiù in kayak, vanno ad allenarsi in Slovenia una volta alla settimana. Bel tempo, cattivo tempo, pioggia, neve che ci sia, e senza trascurare gli studi. La mia esperienza in questo club è che questo sport è anche una grande scuola sociale, se vogliamo definirla, è un modo di stare insieme, la tua sicurezza dipende dalla sicurezza degli altri, le gare a squadre sono un lavoro di cooperazione, non è uno sport da una persona, si è sempre un gruppo, quando si è in torrente, perché ribadisco, la mia sicurezza dipende dall'altro, io aiuto te, tu aiuti me, se mi ribalto dobbiamo avere tutti i parametri di sicurezza. E così nelle gare a squadre, dove il tempo viene preso sull'ultimo dei 3 partecipanti. Quindi il mio invito, provate questo sport, è bellissimo. Vi invito quindi al nostro club di Portogruaro in via Zappetti. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo.
Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dotaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.